Daniela Frullani è sindaco di San Sepolcro. A Daniela Frullani chiedo di salire per un saluto, ma prima del saluto, gentilissimo sindaco, vorrei che salisse anche il nostro segretario nazionale che ha qualcosa per lei, anche perché siamo qua ospiti e Ignazio Messina penso abbia qualcosa da darci. Intervenire, soltanto volevo ringraziare il sindaco per l'ospitalità e dare un segnale. Noi abbiamo fatto una scommessa, che non ha mai fatto nessuno in un congresso, provare a fare una manifestazione a impatto ambientale zero. Questo è praticamente impossibile, però ci proviamo e quindi in questo senso gli alberi colmano questa carenza e nel corso della loro vita assorbono CO2. E allora noi regaliamo simbolicamente, io uno, ma ci sono 100 alberi di ulivo che poi significano tanto, ecco, l'ulivo è anche un albero simbolico perché parte dall'albero della pace, quindi alla fine perché per noi è fondamentale, quindi rispetto a tutto il resto, essendo fortemente contro la guerra e le guerre, quindi donerò al sindaco per ospitalità che è stata straordinaria, complimentandomi per una città bellissima. Io ieri sera, come voi probabilmente tardi, sono andato in giro, pensavo di trovare una città spenta e deserta, alle 2 di notte c'era un movimento incredibile, quindi significa che la città è viva e questo vuol dire che l'amministrazione funziona. Grazie sindaco, ti consegno simbolicamente un albero. Non sempre, evidentemente, così facciamo le foto, dai, per favore, non abbassarlo perché sennò l'ulivo non si vede. Bene, grazie. Buongiorno a tutte e a tutti e davvero con tanta felicità do il benvenuto a tutti voi dalla mia cittadina che per voi è stata molto importante nel 98. Io mi ricordo ancora la vostra fondazione, mi ricordo il presidente Di Pietro e devo dire che questo ritorno alle origini ci fa veramente un grande piacere e quindi accolgo la vostra proposta di ricominciare perché ecco, io credo che questo sia molto importante da sottolineare, questo senso di rinascita, questo bisogno che abbiamo tutti di voltare pagina, come è stato detto, e davvero ricominciare, aprire una fase completamente nuova per il nostro Paese. Credo che noi simbolicamente come città di San Sepolcro abbiamo la resurrezione di Piero. La resurrezione può, vi invito tutti ovviamente a poterla ammirare in questi giorni. La risurrezione acquista proprio questo senso di rinascita nello spirito, ma anche nelle condizioni di vita di tutti noi e ne abbiamo veramente tanto bisogno. La nostra città, che è la città anche della cultura della pace, quindi accolgo con grande entusiasmo questo dono che mi è stato fatto, grazie segretario. La nostra città, che è appunto la città della resurrezione, della cultura della pace, vuole essere un po' un esempio di come i problemi vadano affrontati tenendo conto proprio di quello che è stato detto prima, il radicamento, il contatto con le persone. In questo momento in cui fare politica è difficilissimo, lo sappiamo tutti quanto è difficile, perché la politica in questa fase purtroppo soffre di un discredito di carattere generale e per troppi motivi chiunque ricopra un ruolo, hanno parlato qui consiglieri provinciali, regionali, ma chiaramente tutte le persone che hanno un minimo di ruolo politico devono lottare tutti i giorni per dimostrare che c'è differenza fra chi fa buona politica e chi invece fa politica per altri motivi o seguendo altri interessi. In questo momento io credo che ci sia bisogno di più politica, non di meno politica, non di antipolitica,
non di risposte demagogiche che poi si scontrano con la realtà dei fatti. Abbiamo bisogno di una buona politica che sappia riconoscere gli interessi veri delle persone, che sappia andare in sintonia con il Paese. E chiaramente noi abbiamo in questo momento difficoltà di ogni genere, difficoltà di ordine economico, difficoltà di ordine sociale. Il problema del lavoro che voi avete messo al centro di questo incontro dei valori, come giustamente è stato sottolineato, deve essere proprio al primo posto nella nostra agenda politica, questo è evidente. Ma abbiamo in questa fase anche un'altra emergenza, che è proprio un'emergenza di carattere culturale, morale, e in base a questa esigenza di ridare slancio, di ridare fiducia al Paese, noi abbiamo un grandissimo impegno, noi che ancora ci crediamo nella politica, cioè di essere credibili, di ripristinare un canale di fiducia con le persone che ci stanno intorno, con le persone che si aspettano da noi delle risposte, nel piccolo e nel grande. È chiaro che il senso di rinascita infatti deve vederci tutti coinvolti, dai piccoli comuni ai grandi temi del nostro Paese, che sono, ahimè, talmente tanti che sarebbe complicato elencarli tutti. Ma una cosa io trovo molto giusta anche in quello che è stato detto prima di me, che questo Paese si sta avvitando su se stesso, su una problematica che non ci appartiene, non ci deve appartenere. Non può essere al centro dell'agenda politica nazionale il destino personale di qualcuno che ha commesso determinati fatti, che è stato condannato e che in questo momento assorbe completamente il dialogo, l'azione politica e toglie a noi la possibilità di poter esprimere le nostre idee, le nostre proposte per il Paese, ci toglie la possibilità di vivere in un Paese normale. Questo io credo che dobbiamo assolutamente rovesciarla questa situazione. Io non so come è possibile non parlarne più sempre di questa persona e tenerla sempre al centro dell'interesse politico, perché ovviamente c'è e quindi ce la dobbiamo, come dire, la dobbiamo subire, ma facciamo di tutto, e lo chiedo a voi che siete qui in congresso, lo chiedo al mio partito che con voi deve ripristinare un percorso comune e un'alleanza vera. Facciamo in modo di passare oltre, di parlare d'altro, di interessarci veramente alle questioni vitali del nostro Paese. Usciamo da questa sorta di condanna che noi abbiamo in questa fase, che ci conduce ad avvitarci su noi stessi, in un provincialismo anche politico, che non fa parte della nostra storia, non fa parte anche della nostra capacità politica che abbiamo dimostrato in tanti frangenti della nostra storia, di guardare al futuro e di essere una parte importante, un tassello importante anche della politica internazionale. In questo momento abbiamo perso credibilità, abbiamo l'incapacità di interloquire sulle grandi questioni del pianeta, non abbiamo nessuna possibilità di essere presi in seria considerazione quando si parla di grandi temi internazionali e sono tante le questioni da affrontare per uno sviluppo sostenibile, uno sviluppo che tenga conto dei nuovi equilibri mondiali. In questo momento il problema della pace è uno di quelli più ovviamente emergenti. Noi non abbiamo in questo momento nessuna possibilità di incidere nello scacchiere internazionale perché siamo bloccati, siamo inseriti in questa situazione in cui sembra quasi che non ci siano sbocchi. E allora ripartiamo da questi momenti, ripartiamo dal fatto che ci siamo tanti, è vero, con delle differenze che non sono però differenze nei valori, non sono differenze in una prospettiva futura e, come è stato detto, anche presente, che ci deve vedere tutti insieme in una battaglia per far sì che il nostro Paese, la nostra amata nazione,
possa ritrovare la via di una crescita diversa dal passato, questo lo sappiamo tutti, ma che faccia leva proprio sui talenti dei giovani, che faccia leva sulle competenze delle donne, che faccia leva sulle grandi potenzialità culturali del nostro Paese. Facciamo in modo che una politica buona possa avere il sopravvento su una vecchia politica stantia che non potrà avere nessun futuro e che non potrà garantire il lavoro a tanti giovani che appunto lo stanno aspettando. Io mi auguro che i vostri lavori possano proseguire nel migliore dei modi. Mi auguro che la nostra cittadina sia per voi estremamente accogliente. Mi auguro che ci portiate un po' nel cuore, ma soprattutto mi auguro che ci sia un futuro comune fra forze politiche che possono avere tante cose in comune, tante cose da sviluppare insieme, perché insieme si può crescere, insieme ce la possiamo fare a dare un'altra dignità e un altro futuro al nostro Paese. Grazie e tanti auguri di cuore.